Val rest, fradis, preait per noi, perché la paraula del Signore a continui con la soccorse e a vegni coronate di glorie, come che succede con voatris. E perché venin liberas dai oms sfodras di tristeri e di iniquità. Di fat la fede non è di ducchio, ma il Signore le di paraule e us confermerà e sguardarà dal trist. Perché il che us riguarda, ho in fiducia dal Signore, che c'è cos comandin, lo faceis già e lo facereis anche per l'avenir. Il Signore che l'indrecci i vostri scors, vierge l'amor di Dio e la pazienza del Cristo. A voi altri fradis, us comandin al nome del Signore, nostro Gesù Cristo. Di sta lontano di tutti che i fradis, che vivi in senza regole, e non secondo insegnamenti a pazzo su di noi. Difatti anche voi sa sapeis, in che maniera che aveis di spielarsi in noi. Perché che non vindi sta framieci di voi, senza fanuie. E neanche hanno vindi mangiare scroc, il pan di nessuno, ma fadiante e scombattint, lavorando di e notte per non esci di pesa di nessuno di voi. Non dici che non vindi rit, ma si comportin così per daus un spieli di imità. Difatti, anche quando erin con voi, us raccomandavo in chist. Se uno la voglia di lavorare, hanno la anche di mangiare. Avevo anche sentito dire che qualcuno al vive fra miei di voi in maniera disordinata, non facendo un col di noi, ma impacciansi perduto. Adi che intali un comandin e un raccomandin anche dal Signore Gesù Cristo di mangiare il loro pan, lavorando senza fare confusione. Voi altri però, fradis, non state ammolati di fare il bene. Se qualcuno non ubbidisce alle nostre parole, palesate in queste lettere, chiappailo in notte e non state a poi da fare con lui, perché si vergogni. Non state però a trattarlo di nemico, ma correggeilo come un fradi. Il Signore dà la pace, che us dà di pace sempre e perduto. Il Signore che se di conduce voi. Il saluto a lei dalla mia mano, di Paoli. Questo è il sigillo di tutte le lettere. Io scrivo così. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, che se di conduce voi.